Buongiorno. Allora, oggi camminata a San Teodoro, fatto spesa. È inutile che ti atteggi, sto prendendo a me, sto riprendendo. La signora stava alla ricerca di una pescheria, ha trovato la pescheria, ha spesi quei 200-300 euro di gamberoni. Cos'è che abbiamo preso altro? Gamberoni? E scampi. Che stasera non tirartela. cucinerò. 200-300 euro. Unica pescheria è proprio alla periferia di San Teodoro, non ci sono altre pescherie, le altre sono tutte dentro i supermercati, quindi abbiamo preferito cercare l'unica pescheria che c'era in giro. Quindi rientriamo a piedi all'area campeggio, un po' di snorkeling per riuscire a recuperare anche oggi un po' di pattelle da integrare nel pranzo. Anziché dire niente, cos'altro dire? Cos'altro dire? Che stiamo tornando al supermercato da cui siamo usciti un quarto d'ora fa perché ci siamo dimenticati delle cose, quindi Perché devo cucinare un altro passaggio. gamberoni stasera, quindi mi serviva un po' di trito, di aglio e prezzemolo che ci mancava, avevamo solo l'aglio. Mentre guardiamo la signora che sfila per le vie di San Teodoro, volevo darvi qualche informazione sull'area campeggio, che è il campeggio che stiamo utilizzando in questi giorni. Siamo arrivati martedì, andiamo via sabato. Per la modica cifra di 35 euro il camping Cala d'Ambra. E tutto sommato non è molto. Considerate che nelle 35 euro giornalieri ci sono 3 euro per il cane, il nostro ski, e 4 euro di corrente. Poi anche la posizione che abbiamo scelto è molto da VIPs, insomma siamo a 5 metri dal mare. Docce e calde, anche se i servizi sono un pochettino leggermente adattati, ma tutto pulito, tutto a posto giusto, quindi niente da dire sui servizi. E insomma il prezzo ci sta, va benissimo, siamo contenti della location e della posizione. Quindi direzione MD. Stiamo arrivando alla nostra tenuta di campagna sul mare, dove ad attenderci ci sarà Ski. Ski, voi lo conoscete? Ormai Ski è ribattezzato Sky in Ski. Sky in Ski. Voi Sky in Ski lo conoscete? Perché lui è un cane da guardia, di quelli feroci. Ah, molto, Molto. E lo si capisce da una sola cosa. Una sola cosa. Sapete quale? Sapete quale? No. Che quando si arriva da lui sta sull'attenti, non muove la coda, non abbassa le orecchie, non si appiattisce. Cioè, quando vede i suoi padroni, lui resta immobile. Padroni, insomma, Padrone è cosa? troppo schiavista padrone. No, padroni. I suoi compagni di viaggio. Sì, vabbè, compagni di viaggio è ovvio. Padroni, per intenderci, parlando alla cagnesca, ecco. Anche se lui è legato, quindi è uno schiavo. No, è legato perché purtroppo qui ci sono delle regole che noi rispettiamo, altrimenti sarebbe qua e là zonzo. Ma ricapitolando, riconoscete che un cane da guardia di quelli feroci, come dicevo,
perché lui non fa una piega, resta completamente immobile quando gli si avvicina la sua compagna di viaggio e il suo compagno di viaggio. Padroni. I suoi padroni, alla cagnesca. Lo vedrete subito, vi faremo una dimostrazione che veramente dice tutto. Anche se noi cerchiamo di essere coccolosi con lui è talmente feroce. Niente, non c'è rimedio. No, non c'è- Abbaia, Abbiamo ti fatto allontana. sì, anche un corso per creare in lui delle emozioni, ma queste emozioni non arrivano. Quindi con un addetto psicologo all'animo canino stiamo cercando di capire come mai in lui non ci sono queste, non traspaiono queste emozioni. Vediamo. Noi non sappiamo se riprenderlo, perché No, è talmente adesso, feroce. adesso sto riprendendo a te, poi riprendiamo. Sì, stiamo arrivando da lui, ma non sappiamo se farvelo vedere perché è talmente feroce che a siamo- volte fa paura anche a noi. quindi non è, Ok, non è adatto. Eccolo, e lì già, mamma mia! Io non so se avvicinarmi oggi. A volte ho paura anche io. Guardate come sta immobile. Non abbassa le orecchie, non muove la coda, è ferocissimo. È ferocissimo. È ferocissimo. È feroce, di quelli feroci. Ma più feroce non si può. Ciao amore. Ciao amore. Avete visto che non muove niente? Resta immobile a essere feroce. È ferocissimo. È ferocissimo. Ciao amore, ciao. Lo so, è incontenibile, dai. Ciao amore. Ciao. Hai- Adesso stacchiamo, se no non ti stacco. Va. Ti do prima. Freschi dalla pescheria, dal mare, pescheria e in padella. Freschi. Non vedo l'ora. Chef, facciamo vedere questi bei gamberoni da 200-300 euro al chilo. Questa è l'unica padella che abbiamo, quindi dovremmo farne per i 20 che abbiamo preso più 4 scampi, almeno 4-5 culture. Bene, signore, guarda signore, guarda. Bellissimi. Lo scampone. Belli. Vabbè. Ci arriviamo al posto. Tutto questo in questo posto magnifique. La belva. Ski la belva. E c'è chi si ubriaca mentre cucina. Devo rinfrescare un po'. Speriamo che non rimanga in tutto il camper l'odore di gamberoni. No, diciamo che è abbastanza arieggiato. Odore di cibo in effetti mi sa che non è mai rimasto. Più tardi vi facciamo vedere il nostro vassoio, come sarà bello carico. Vero chef? Sì, guarda, tanto non credo che il gamberone sia cotto. Guarda che si insaporisca un po' con l'aglio, prezzemolo, Certo. poi basta anche una scottaccia. Sì, sì. È grande, è bello anche, non è che mangiare anche il crudo è buono. Sì, sono stati abbattuti, quindi... Quindi ha fatto l'abbattimento. Sono proprio belli, cavoli. Guardate, amici. Siamo andati nella miglior pescheria di San Teodoro. L'unica. Qualcuno dice l'unica, ma io l'ho voluta scegliere con cura nella mia Cosa che mi manca Eh? sarebbe stato proprio la cornice ideale
una bella sfumata di vino bianco, però ci manca il vino bianco, abbiamo tutti i rossi, ma il bianco no. Io direi che la cottura procede. A dopo amici. Nel porticciolo di San Teodoro. Non so se questo è un secondo porticciolo o il porticciolo principale che doveva essere e non è in uso. Mi sembra molto strano e un peccato che non venga utilizzato. Sicuramente dietro c'è qualcosa per il non utilizzo. A 2 passi da Tavolara, dietro la spiaggia La Cinta, è veramente un peccato non poter usufruire di una frodo del genere. E questo è lo scivolo. Il Sky ne approfitta.